Gruppo Era sbarca a Portoviro, siamo in via Roma 2/A a Donada, questa frazione di Portoviro. Che cosa Era? Il gruppo Era è innanzitutto la prima multi-utility italiana, è una società che eroga servizi gas, luce, acqua e ambiente, quindi un utility che si occupa di questi servizi in tutto il territorio nazionale, in particolare nel nord-est con il marchio Est Energy. Ecco, perché scegliere Era? Per l'affidabilità, per la vicinanza al territorio, per la serietà e per una storia consolidata nel settore dell'energy. Ecco, voi avete già clienti nella zona, sappiamo che state facendo anche un'operazione di marketing importante, siete presenti in molte campagne pubblicitarie, quindi Era si propone come una importantissima alternativa nel vostro settore. Noi siamo presenti in questo territorio ormai da più di 30 anni con marchi diversi, prima eravamo a Scotrade, a seguito di un'operazione societaria è entrata a far parte del gruppo Era, quindi vogliamo continuare la nostra presenza in questo territorio a cui teniamo molto da diverso tempo. Ecco, l'ufficio che organico ha in questo momento? L'ufficio ha 2 risorse a tempo pieno, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e puntiamo a consolidare la nostra presenza anche in seguito della gara di servizio tutele graduali aggiudicata dal gruppo Era, in particolare nella provincia di Rovigo. Da quest'anno il gruppo Era con Est Energy è sul territorio anche di Rovigo il gestore del servizio tutela graduale, quindi era l'occasione buona per rinnovare anche i nostri uffici che sono già presenti sul territorio da molti anni, ma da quest'anno diciamo che il gruppo assume un ruolo ancora più importante e di conseguenza lo sportello diciamo che accoglierà non solo i nostri consueti clienti ma anche tutti i clienti che arriveranno dal servizio appunto a tutele graduali. In concomitanza con l'apertura voi state proponendo anche una promozione interessante. Sì, stiamo proponendo una promozione sulla luce e sul gas, sono 30 euro sulla luce e 30 euro di sconto sul gas. La promozione è stata fatta in occasione dell'inaugurazione dello sportello che è appunto avvenuta oggi e durerà fino al 13 di agosto.